Interessante convegno venerdì 12 luglio 2019 alle ore 9, Palazzo Silimbani, località Grignella di Cavarzere, dal titolo Dal campo alla tavola, il grano sposa la sostenibilità. Saranno presenti importanti autorità del settore agricolo, con scienziati e studiosi dei gruppi di ricerca delle più importanti università italiane. Chiediamo il perché di questo convegno ad uno degli organizzatori, Arnaldo Bovolenta di Produttori Sementi Polesani, scegliendo come location proprio il Museo degli Attrezzi Agricoli che si trova nel granaio del palazzo. Perché innanzitutto sta diventando un incontro tradizionale. Palazzo Silimbani tutti gli anni facciamo un'analisi dell'annata grano, di come è andato il grano, l'annata granaria, che quest'anno per un insieme di cose non è stata un'annata eccellente. La valuteremo assieme a importanti ospiti il 12 di luglio qui in Palazzo Silimbani, la valuteremo assieme a persone come professor Meriggi, professor Sestili Francesco dell'Università La Tuscia, lo stesso Roberto Bassi che è lo sperimentatore sperimentazione e ricerca di Syngenta, quindi personalità molto importanti, non solo, ci saranno anche importanti multinazionali del settore, dalla Syngenta alla Timac Agro, Agrinutrition, Eurochem e la stessa partecipazione della mia società, la Produttori Sementi Polesani. Da quest'anno cosa abbiamo aggiunto? Abbiamo aggiunto, oltre a un'analisi del grano, infatti il titolo è molto significativo, il grano sposa la sostenibilità, una parola che la usiamo sempre più spesso, un discorso importante di sostenibilità. Tra l'altro questo è un mondo che sta andando verso la sostenibilità. Per noi nel mondo agricolo sostenibilità significa futuro dell'agricoltura. Al padrone di casa Romano Silimbani chiediamo quanto sia importante in questo momento parlare di sostenibilità. Diciamo che la sostenibilità è importante perché naturalmente si va verso ad un equilibrio della natura, a una maggiore tutela dell'ambiente, ad un'aria e un terreno più salubri. Ecco, l'unica cosa che mi piacerebbe, io sono anche convinto di questo, però l'unica cosa che mi piacerebbe è che la sostenibilità non sia tutta a carico degli agricoltori, nel senso che noi importiamo merci da paesi dove la sostenibilità non è presente, dove certi trattamenti non vengono fatti, certe operazioni non vengono fatte, di bonifiche eccetera, e quindi a costi inferiori. Noi non possiamo da soli sostenere questo peso, perché sostenibilità vuol dire anche maggiore spese, più burocrazia, minore produzione, e quindi questo danneggia l'agricoltura in generale e quindi gli agricoltori.